Fondi europei non spesi dalla Sicilia per il riarmo dell'Europa. Allerta meteo, dinamata circolare della protezione civile per allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi. Fuga dall'assessorato acqua e rifiuti, una grana in più per l'assessore agrigentino Roberto Di Mauro. L'onorevole Catanzaro del PD soddisfatto per i fondi dell'ANAS per la messa in sicurezza della strada Palermo-Sciacca. Incontro e consigli dell'Arma dei Carabinieri per le false truffe agli anziani da parte degli esponenti delle forze dell'ordine. Inaugurata stamani una mostra dell'Aspe di Agrigento al museo in occasione della festa dell'8 marzo. Fra Benigno Palilla, esorcista, presenta al seminario il suo libro Diavolo, patologie e ossessioni. Panoramica degli avvenimenti sportivi della prossima domenica di calcio. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 7 marzo venerdì. Fondi europei non spesi per la Sicilia, necessari per il riarmo dell'Europa. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano. Fondi non spesi della Sicilia, del Fondo Sociale Europeo e del FESR sono pronti per essere requisiti per il riarmo dell'Europa, alla quale servono ben 800 miliardi per il piano denominato Rearm Europe, in relazione a quanto stabilito e richiesto da Ursula von der Leyen. Ieri c'è stata una immediata riunione che ha convocato il ministro Fitto, alla quale sono stati invitati i governatori di regione e anche il presidente della regione siciliana Schifani. Quest'ultimo si è detto pronto a fare la sua parte. Significa dunque che parte dei quasi 7 miliardi del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale non spesi potrebbero ritornare nelle casse dell'Europa, sia per rispondere all'urgenza immediata di sostenere Kiev, sia per affrontare la necessità a lungo termine di assumersi una responsabilità molto maggiore per la sicurezza europea. Il presidente Schifani, rientrato da Roma, ha subito convocato tutti i dirigenti generali che si occupano della materia per fare il punto della situazione, e proprio nei giorni scorsi il governatore della Sicilia aveva concordato con il ministro Foti un programma che avrebbe consentito di mettere in salvo, per utilizzarli entro il 31 dicembre del 25, ben 700 milioni. È una situazione che agiterà le varie posizioni politiche che già a livello nazionale vede contrapporsi Lega e Forza Italia e che certamente anche in Sicilia non mancherà di creare frizioni nella già disastrata maggioranza che appoggia il governo Schifani. Corsa al riarmo e bisogni reali, mentre si ricorda il no del Papa Francesco agli armamenti. Ce ne parla Eugenio Cairone. L'unico obiettivo sembra quello delle spese militari, come dire una pace fondata sulle armi. E mentre si prega per Papa Francesco, non si può non ricordare il suo grande no agli armamenti. Le uniche armi per il pontefice, lo ha detto fin dal primo giorno della sua elezione, devono essere il dialogo e l'incontro. E il no del Papa agli armamenti portati avanti dal Parlamento europeo risuona in questi giorni ancora più forte. Secondo il Vaticano, invece di usare fondi per affrontare le sfide, tra cui la povertà, si usano le risorse per la corsa al riarmo. Risorse che vengono meno per i reali bisogni, che ad esempio in Sicilia sono rappresentati dalla esigenza di rendere vivibili le città, sottraendole al degrado e alla criminalità, e all'emergenza infinita delle strade come la Palermo-Agrigento con un cantiere aperto da oltre 10 anni. Sappiamo quanto dura sia la realtà malgrado i proclami. A proposito, ascoltiamo l'opinione di Monica Maggioni, che abbiamo intervistato al Teatro Pirandello di Agrigento, dove ha incontrato gli studenti del Liceo Leonardo per parlare del suo libro Spettri.
Io penso che ci sia un contesto globale estremamente complesso, c'è in corso una riflessione nel nostro Paese, siccome parliamo di un argomento molto serio e molto complesso non possiamo dare delle risposte in un sì e no nel volgere di un mattino. Credo che le riflessioni che si stanno facendo in questi giorni siano molto importanti, anche perché appunto il contesto globale in cui siamo non permette di ignorare alcune questioni aperte e quindi credo che bisognerà continuare a parlarne per un po'. E il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, avvisa la cittadinanza che la Protezione Civile ha diramato avviso per rischio meteo idrogeologico, allerta gialla con rovesci e temporali e condizioni meteo avverse con validità fino alla mezzanotte di oggi 7 marzo. Pertanto si invitano cittadini alla massima prudenza, limitare gli spostamenti, non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti, allontanarsi dai locali seminterrati, non sostare su ponti o lungo gli argini o le rive dei corsi d'acqua in piena, non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamento anche in ambito urbano, non tentare di arginare la massa d'acqua, evitare di verificarsi di precipitazioni intense, il traffico veicolare e pedonale al villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago. Fuga dall'assessorato acqua e rifiuti, una grana in più per l'assessore agrigentino all'ambiente Roberto Di Mauro. Ce ne parla Margherita Tropiano. Non c'è pace per l'assessorato all'acqua e ai rifiuti dopo le indiscrezioni circa la stanchezza dell'assessore al ramo, l'agrigentino Di Mauro, e lo sfogo con la stampa non gradito dal suo leader lombardo. Oggi la notizia di ben 48 dipendenti in fuga dal Dipartimento, 22 responsabili delle dighe e 28 della sicurezza. La nuova grana riguarda gli ingegneri che ufficialmente motivano le dimissioni a causa del mancato riconoscimento dell'indennità di carica, considerato che sono chiamati a gestire una responsabilità non indifferente. Ma voci di corridoio parlano di altro e qui potrebbero trovare anche risposta alle paventate dimissioni dell'assessore. Per i dipendenti dimissionari potrebbe necessitare una gestione trasparente e condivisa degli interventi da realizzare sul sistema idrico. Di fatto gli ultimi non avrebbero voluto apporre la firma su atti ritenuti poco chiari e con molta probabilità avrebbero per gli stessi implicato assunzioni di grosse responsabilità. Voci non confermate, è chiaro, ma che potrebbero delineare un quadro di estrema complessità nel quale si potrebbero muovere proprio le riflessioni volte ad abbandonare la gestione dell'assessorato da parte di Roberto Di Mauro. Insomma, una strada molto in salita che vede anche i sindacati scendere in campo e chiedere un incontro con il governatore. E l'onorevole Michele Catanzaro del Partito Democratico all'Ars interviene oggi sulla programmazione dell'ANAS relativamente agli interventi urgenti sulla Palermo-Sciacca, prime risposte dopo tante pressanti sollecitazioni di servizio. L'onorevole Michele Catanzaro del PD all'Ars interviene oggi sulla programmazione dell'ANAS relativamente agli interventi urgenti sulla Palermo-Sciacca. Le decine di interrogazioni parlamentari e le continue sollecitazioni hanno sortito un primo effetto, ma continueremo a vigilare affinché sulle strade siciliane venga migliorata la sicurezza. Michele Catanzaro continua dicendo: dopo la risposta diffusa dall'assessorato regionale all'infrastruttura e mobilità a una specifica mia interrogazione dello scorso ottobre in cui si richiedevano interventi urgenti per la messa in sicurezza e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 624. Da una relazione dell'ANAS apprendo che sulla strada in questione si stanno eseguendo 2 interventi per un investimento complessivo di 3,3 milioni di euro, previsto tra l'altro il consolidamento del corpo stradale nella frana 58 e 500, gli impianti di illuminazione a servizio di alcuni svincoli. L'ANAS, continua Catanzaro, ha programmato 5 ulteriori interventi, attualmente in fase di attivazione, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro, per il ripristino del piano viabile, la segnaletica da realizzare in tratti saltuari e lavori di manutenzione sulle opere d'arte presenti lungo la strada statale.
Per quanto riguarda il viadotto Frantoni, nei mesi scorsi l'ANAS riferisce di aver riavviato e completato un intervento di ripristino della scarpata e di reggimentazione idraulica delle acque superficiali entro il primo semestre del 2025. Sappiamo bene che la condizione delle infrastrutture legate alla viabilità siciliana è tra le peggiori d'Europa, afferma il parlamentare del PD all'Arsi Catanzaro. La pianificazione degli interventi di manutenzione deve essere precisa e puntuale e questo è fondamentale per consentire alla nostra isola di avanzare lungo la strada del progresso. Vigileremo ogni giorno affinché il governo regionale ascolti le necessità dei territori senza bisogno delle nostre interrogazioni. E il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al comune di Agrigento interviene oggi sulla potatura in città, affermando: bene, grazie alla regione siciliana e al governo Schifani per sostenere lo scerbamento straordinario delle vie della città. L'amministrazione comunale adesso, più che bearsi del sostegno ottenuto, si impegna affinché la pulizia delle strade diventi ordinaria grazie alle ditte che paghiamo per questo servizio, così da non far crescere troppo gli arbusti fino alla pulizia straordinaria. Se le ditte non sono sufficienti, che mettessero a sistema PUC, ESA, forestale, lavori di pubblica utilità. Amministrare, affermano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, è una cosa seria, bisogna risolvere i problemi e non solo aspettare gli aiuti da Roma o da Palermo. I carabinieri in prima linea con incontri informativi per difendere gli anziani dalle truffe, il servizio. Contrastare le truffe agli anziani è una priorità per i carabinieri che da mesi incontrano i cittadini per informare e prevenire raggiri. In specie la compagnia dei carabinieri di Canicattì, con un ciclo di conferenze sul territorio, ha fornito consigli utili per riconoscere e difendersi dalle truffe, con particolare attenzione a quelle del finto carabiniere. Durante gli incontri i militari hanno illustrato le strategie più comuni adottate dai truffatori, avvertendo i cittadini su falsi funzionari pubblici, sedicenti tecnici e finti appartenenti alle forze dell'ordine, che con vari pretesti tentano di introdursi nelle abitazioni e di estorcere denaro con l'inganno. Ecco alcune regole fondamentali per proteggersi: diffidare dalle apparenze. I veri carabinieri, poliziotti o finanzieri non chiedono soldi, gioielli o oggetti preziosi. Occorre sempre verificare l'identità di chi si presenta come rappresentante di enti pubblici. Non aprire la porta agli sconosciuti. Nessun ente pubblico manda funzionari a domicilio senza preavviso. In caso di dubbio, contattare direttamente l'ente di riferimento prima di far entrare chiunque. Attenzione ai falsi documenti. Un tesserino può essere falsificato. Chiunque si dichiari appartenente alle forze dell'ordine deve essere accompagnato da un'auto di servizio con i colori istituzionali. Non fornire informazioni al telefono. Nessun carabiniere chiede denaro o dati personali al telefono. Diffidare di chi segnala emergenze sui familiari in difficoltà. Proteggere i dati online, usare password complesse e non aprire email o link sospetti da mittenti sconosciuti. Queste raccomandazioni rientrano in un piano di prevenzione più ampio volto a contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno in crescita che spesso ha conseguenze gravi per le vittime. Uno degli incontri più recenti si è svolto a Sant'Angelo Muxaro presso il centro lettura Frangiamore, grazie alla collaborazione del Comune che ha messo a disposizione i locali. La partecipazione è stata significativa, i cittadini hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con i carabinieri, ricevere consigli pratici per difendersi dai tentativi di truffa. L'Arma dei Carabinieri invita pertanto i cittadini a segnalare tempestivamente episodi sospetti. La collaborazione con le forze dell'ordine è fondamentale per proteggere le persone più vulnerabili e contrastare questi reati. Per la strage di Altavilla è arrivata la condanna della figlia di Barreca, ce ne parlano i colleghi di Trapani. A poco più di un anno dalla strage è arrivata la sentenza e, come era prevedibile, visto che l'imputata ha confessato, è stata di fatto condannata. Per il GUP dei minori Nicola Aiello, anche sulla base di una perizia che l'aveva già dichiarata capace di intendere e di volere, la 17enne accusata dell'omicidio della mamma e dei suoi 2 fratelli di 15 e 5 anni è colpevole. 12 anni e 8 mesi la pena stabilita dal magistrato che ha letto il verdetto alla presenza della ragazza in lacrime.
A poca distanza dall'aula del Tribunale dei minorenni il padre della giovane, Giovanni Barreca, e una coppia di fanatici religiosi conosciuti durante raduni di preghiera. Si tratta di Sabrina Fina e di Massimo Carandente, comparsi davanti alla Corte d'Assise per rispondere degli stessi reati, complici della strage costata la vita d'Antonella Salamone, Kevin ed Emanuel, torturati e brutalmente assassinati durante un folle presunto rito di liberazione dal demonio in una villetta di Altavilla Milicia. Per loro il dibattimento è appena iniziato. Sono una chioccia amorevole, amo i bambini, ho salvato la mia cagnetta, amo gli anziani, i disabili e non ho mai ucciso. Si è difesa così Sabrina Fina nel corso di brevi dichiarazioni spontanee. Lei e l'ex compagno, entrambi detenuti, si sono sempre detti innocenti. Abbiamo solo pregato insieme alla famiglia per scacciare il male, hanno detto, negando di essere stati presenti durante il massacro. Barreca invece ha ammesso tutto, fin dal principio fu lui quella mattina dell'11 febbraio di un anno fa a chiamare i carabinieri. Ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi, disse, e ai militari raccontò di essere stato costretto ad assassinare moglie e figli poiché posseduti da Satana. Frasi senza senso che l'uomo continua ancora adesso a ripetere, ma che non sono bastate per fargli avere l'infermità mentale. Il suo legale, l'avvocato Giancarlo Barracato, nelle scorse ore ha reiterato l'istanza di non doversi procedere per infermità mentale del cliente sulla base di una perizia disposta dal GIP che l'ha ritenuto non presente a se stesso e gli ha consentito di lasciare il carcere per una REMS, una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Barreca ha sempre cercato di difendere la figlia, arrivando a dire che nei piani suoi e della coppia, certi che la casa fosse infestata dai demoni, anche la ragazza doveva essere sacrificata e che era stata risparmiata solo per l'arrivo di una tempesta interpretata come un segnale divino. La stessa fortuna però non è toccata alla moglie, mamma della giovane Antonella Salamone, la prima ad essere seviziata, assassinata, bruciata e parzialmente occultata sottoterra. I suoi resti vennero infatti ritrovati nel giardino di casa dei carabinieri. Kevin, invece, che all'inizio partecipò alle torture, fu anche lui ucciso, ed Emanuel, che prima di morire ha subito atroci sofferenze. La carta dell'infermità mentale ha provato invano a giocarla anche Carandente, che insieme alla compagna Sabrina Fina ha chiesto il rito abbreviato, viste le accuse. La legge però non lo consente, hanno risposto in tal modo i giudici. Inaugurata oggi al Museo Griffo di Agrigento la mostra fotografica dal titolo Una vita da scienziata, i volti del progetto 100 Esperte, organizzata dall'ASP di Agrigento in occasione della Giornata Mondiale della Donna dell'8 marzo, realizzata dalla Fondazione Bracco. A tagliare il nastro la Presidente della Fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta, presente anche il Sindaco della città, Francesco Miccichelli. Le interviste di Davide Sardo. Per Agrigento 2025 si inaugura questa bellissima mostra, Una vita da scienziata. Quale obiettivo si prefigge? È una mostra molto significativa, intanto in concomitanza con la festa della donna, e sappiamo, lo dico io che sono una donna e che ho fatto un mestiere tradizionalmente da prefetto, da uomo, cioè quello di prefetto, e oggi lo dirò che inizialmente era proprio inibito alle donne, quindi per me è un orgoglio essere qua a inaugurare questa mostra per un duplice motivo: perché sono donna, perché sono presidente della fondazione, perché ci stiamo molto impegnando perché tutta l'attività di Agrigento 2025, capitale della cultura, vada in porto e sia un successo. Questa è una mostra che è nata alcuni anni fa nell'ambito di un progetto molto più ampio della fondazione per sostenere quello che viene chiamato
diciamo, il gender gap, cioè quindi mettere in evidenza quelle che sono le differenze che tuttora esistono tra opportunità di lavoro, opportunità di carriera del mondo femminile rispetto al mondo maschile. Questa è una mostra appunto fotografica che ritrae delle scienziate, quindi persone che hanno ottenuto massimi successi nell'ambito lavorativo, proprio per incoraggiare le future generazioni femminili a intraprendere studi di carattere scientifico, economico, matematico, proprio per chiudere questo gender gap appunto tra maschi e femmine. Sì, oggi siamo qui al Museo Griffo, ringrazio il dottore Capodiretti dell'ASP, ringrazio la Bracco per questa mostra, una mostra significativa proprio sulle donne, sull'eccellenza delle donne, sulla loro professionalità. Penso che sia un tassello importante per il programma di Agrigento 2025. E si è svolto ieri un incontro con Fra Benigno Palilla, responsabile pastorale esorcistica di Sicilia, che ha presentato il suo libro Diavolo, patologie e possessioni, scienza e fede in dialogo, tenutosi presso la Biblioteca Diocesana di Agrigento, sita al seminario. Ha seguito per noi l'evento Chiara Ippolito. Diavolo, patologie e possessioni. Sono questi gli ambiti intorno ai quali Scienza e Fede ieri ad Agrigento sono entrate in dialogo. Punto di contatto tra due mondi pensati generalmente come assai distanti tra loro sono stati un libro e una persona. Il testo si occupa proprio dell'azione straordinaria del demonio, ma lo fa con l'apporto e la testimonianza anche di medici che fanno parte dell'equipe esorcistiche. La persona, che è anche l'autore del libro, è Fra Benigno Palilla, esorcista da oltre mezzo secolo e formatore degli esorcisti di Sicilia. Offerta dalla Biblioteca del Seminario, Biblioteca Diocesana di Agrigento, in collaborazione con lo Studio Teologico San Gregorio Agrigentino, l'occasione di formazione e di confronto è stata colta da tanti e non solo da persone di fede, perché Fra Benigno e con lui i 3 esorcisti incaricati dalla Diocesi di Agrigento si sono messi a disposizione dei partecipanti e hanno risposto a domande e sollecitazioni dei presenti, tra i quali anche uomini e donne di scienza, scettici sull'argomento o assolutamente contrari a legare patologie mediche e psichiatriche a cause anche soprannaturali. Ecco, dico loro che porto delle testimonianze sulle quali poi cerco di dialogare con loro, perché certi fenomeni che avvengono durante l'esorcismo, ma che loro magari non hanno mai partecipato, evidentemente depongono non per una patologia, ma per una possessione diabolica o possessione diabolica. Però a me quello che interessa alle volte è dire soprattutto a chi non è credente, ma anche a quelle che sono credenti ma non credono all'esistenza del diavolo, che alla fine queste persone che io ho incontrato e che ho esorcizzato, se fossero state veramente delle persone malate, non potevano guarire, perché per guarire, lo sanno bene i medici, è necessario che uno si sottoponga a una cura, va bene, una terapia o farmacologica o psicoterapeutica. Queste persone, senza queste terapie, sono guarite con la sola terapia esorcistica. Allora qui ci troviamo dinanzi a una realtà. Quello che mi interessa, per chi è anche ateo, non posso pretendere che loro credano, ma almeno dovrebbero poter dire che certe patologie, per loro patologie, non si sa come e perché, con l'esorcismo che utilizzano i cattolici, praticamente guariscono. Questo per onestà intellettuale. E a Palermo, presso l'Hotel del Foro Italico, si è svolto l'incontro AIDI, incontra le imprese siciliane, promosso dal delegato regionale Federico Lentini. Si è svolto a Palermo l'incontro AIDI, incontra le imprese siciliane, promosso dal delegato regionale avvocato Federico Lentini. L'evento ha riunito tanti imprenditori e rappresentanti del direttivo, l'Associazione di Imprese d'Italia AIDI, realtà in crescita che mira a creare sinergie tra aziende su scala nazionale. Con oltre 250 imprese aderenti, l'AIDI punta a un ecosistema imprenditoriale dinamico. La Sicilia ha avuto un ruolo chiave nell'espansione dell'associazione, con la prima delegazione regionale nata proprio nell'isola. Tra i temi affrontati lo sviluppo di settori strategici, energie rinnovabili, edilizia ecosostenibile, turismo e sicurezza, presenti esponenti istituzionali, tra cui l'assessore regionale alle attività produttive di Tamaio e il senatore Marco Scurria.
La possibilità di far crescere le aziende, a nostro modo di vedere, dipende dalla loro capacità di aggregarsi e di generare delle sinergie a livello imprenditoriale che possano aiutarle e che possano aiutare il territorio a svilupparsi. Da questo punto di vista io sono molto felice che Agrigento e la Tecnologica Service, che è una società che si occupa di sicurezza e che ha sede proprio ad Agrigento, abbia fatto questa attività pionieristica nell'associarsi ad AIDI e nel generare per prima quel tipo di ipotesi collaborativa con altre aziende che piano piano sta dando i suoi frutti, sia nell'ambito dei rapporti associativi sia nell'ambito della crescita del territorio. Non è un caso che oggi noi riusciamo a interloquire parlando di sicurezza sul lavoro in maniera molto più chiara e con una platea molto più estesa, perché AIDI è un contenitore all'interno del quale gli associati poi condividono anche le prospettive, le idee e le reciproche attività. Quindi io sono molto felice che la Sicilia e Agrigento sia stata la prima da questo punto di vista a generare una delegazione che poi fa capo ad un sistema molto più esteso che è quello di AIDI a livello nazionale. Sì, devo dire che da quando ho iniziato a svolgere l'attività di coordinatore regionale mi sono reso conto che le aziende siciliane hanno una resistenza quasi genetica all'idea di associarsi tra di loro, e non è un caso che per estendere la rete di associati e per estendere le collaborazioni io abbia fatto ricorso e abbia richiesto l'aiuto di molti professionisti, colleghi avvocati, commercialisti, consulenti direzionali, che probabilmente seguono le aziende in maniera costante e possono valorizzare ancora di più l'interesse dei loro clienti ad una partecipazione associativa. Questa resistenza però piano piano secondo me si può superare con un grande sforzo, ma anche con la grande capacità degli interpreti di associazioni che ritengo assolutamente funzionali come AIDI proprio in questa prospettiva. Come mi sono permesso di rappresentare, nessuna azienda ha la necessità di trovare un posto all'interno di un'associazione, ma quando sono entrato all'interno di AIDI ho capito che AIDI può essere un'associazione in cui vale la pena di trovare un posto, quindi da questo punto di vista sono orgoglioso, ripeto nuovamente, che la Sicilia abbia fatto da apripista per la generazione di questo tipo di sinergie. Ho detto poco questo durante il mio intervento: fare rete e lavorare in un rapporto di reciproca collaborazione. Il mondo delle istituzioni che io rappresento con il mondo privato. Dai confronti nascono spesso idee, nascono spesso dei progetti e anche interventi legislativi. Sono nati dei confronti con le associazioni di categoria e con le associazioni che si occupano del mondo produttivo siciliano. Per cui bisogna creare rete, bisogna creare vari confronti periodici, perché questo governo è molto attento al mondo produttivo siciliano e il governo Schifani ha puntato tanto affinché attraverso il mondo produttivo siciliano si possa crescere, creando PIL, ricchezza e occupazione. Oggi un confronto tra avvocatura e magistratura, troppi episodi di cronaca di morti sul lavoro e anche il mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza. Sì, come movimento forense abbiamo registrato nel nostro territorio siciliano, ma in realtà in tutta Italia, un incremento degli incidenti sul lavoro. Responsabilmente abbiamo contattato la magistratura per organizzare un serio dibattito sia sul tema degli incidenti sul lavoro che poi nel pomeriggio sul tema del caporalato. Siamo convinti che la formazione e affrontare degli argomenti delicati aiutino il sistema sociale a superare delle problematiche contingenti. Dobbiamo sottolineare che si tratta di un tema alquanto complesso, perché coinvolge un materiale normativo molto ampio e perché sono coinvolti, come tutti sapete, dei beni che spesso sono tra loro eterogenei. Immaginiamo la salute del lavoratore da un lato e la libertà e l'esercizio di impresa dall'altro. Quello che cercheremo di fare oggi è di individuare quelli che sono, diciamo, i punti di composizione di questo conflitto per capire in che modo l'imprenditore può agire
in ossequio alle norme antinfortunistiche per tutelare appunto la salute e la sicurezza del lavoratore. È importante per noi avvocati per cercare di fornire assistenza e un servizio ai nostri clienti. La tutela dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei luoghi di lavoro, spesso anche il Presidente della Repubblica ce l'ha ricordato, i morti sul lavoro è qualcosa di intollerabile. Addirittura tra il 2023 e il 2024 abbiamo avuto un aumento del 3,3% delle morti sul lavoro di tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo sforzarci di mettere in atto politiche che riducano le morti sul lavoro, dobbiamo metterci tutto l'impegno possibile per far sì che le morti sul lavoro diventino zero. Credo che sia un tema centrale nel diritto del lavoro, ma un tema che va scrutinato con molta laicità, perché spesso l'eccesso di intervento penale può avere effetti negativi sull'economia e sull'attività delle imprese. Quindi un tema da maneggiare con molta cura e con molta attenzione, senza cedere a facili conformismi e soprattutto a posizioni ideologiche che nuocciono all'applicazione delle regole effettive del diritto del lavoro e del diritto penale. Linea alla regia per la pubblicità. Che ne pensa il questore di Palermo Calvino sull'arrivo di Sfamemi a capo della squadra mobile della città? Ringrazio il capo della polizia e il direttore Ciampardi prima di questa scelta, ovviamente da me condivisa. Ritengo di aggiungere solamente 2 o 3 concetti che insomma mi pare giusto farlo. Dirigere la squadra mobile di Palermo è un privilegio. Dirigere la squadra mobile di Palermo è un grandissimo onore e anche una grandissima responsabilità. La responsabilità di una consapevolezza che è quella di essere consapevoli appunto di avere sulle spalle una delle strutture più gloriose, prestigiose e importanti per la sua storia, per quello che ha significato per l'intera nazione della polizia italiana. Catania, dove siamo stati insieme, sicuramente ci ha arricchito ulteriormente in questo percorso professionale, di cui consistenze dal punto di vista delle difficoltà sei pienamente consapevole, sai cosa ti aspetta, eccetera. Andare avanti in un percorso di ulteriore crescita, di affrontare tutte le varie problematiche che la città, come sempre, non disdegna di offrire. Una città che un po' è cambiata, ma i suoi rudimenti principali non è cambiata affatto, quindi sono le tematiche, sono certo che l'avranno già fatto, la domanda di cosa saranno le tue priorità, l'anticipo della risposta, la priorità sarà tutto. In questa città nessuno si può permettere di dedicarsi a un solo segmento, a 2 o 3 segmenti in particolare, perché sennò non ha capito niente della polizia e della situazione attuale. Alle tematiche di sempre ha aggiunto ulteriori situazioni da attenzionare in maniera ancora più accanita, e lo facciamo e lo faremo regolarmente. Come Dio sa, volevo dire, se stai qua non ci stai per caso, te lo sei strameritato, e quindi diciamo che però con questo azzeriamo. Ora si comincia, il bello deve venire, ora c'è più cominciare con zappone, cominciare come è la nostra abitudine, come diciamo che appartiene alla tua cultura e alla tua mentalità del lavoro. Sappiamo l'enormità degli impegni, la pesantezza e anche la difficoltà degli impegni che dobbiamo affrontare, ma siamo consapevoli anche del fatto che c'è fiducia nell'affrontarli e anche consapevolezza di poter ottenere degli ottimi risultati. Quello che è stato fatto finora servirà, perché è chiaro che l'esperienza aiuta, ma il bello diciamo, è quello che deve ancora venire. Augurare il meglio per il futuro e diciamo, nei limiti di quello che ci consentono le nostre risorse, comunque dare il massimo, sempre nell'interesse di questa città. Ingressi gratuiti nei musei e nei luoghi della cultura regionale in occasione del 6° anniversario della tragica scomparsa di Sebastiano Tusa, avvenuta nel disastro aereo del 19 in Etiopia. Anche quest'anno, il prossimo lunedì 10 marzo, la Regione proporrà numerose iniziative per celebrare la giornata dedicata al grande archeologo e assessore regionale.
Un'occasione per ricordare i suoi inestimabili lasciti, per proseguire nel solco da lui tracciato e trasmettere alle nuove generazioni l'amore per la storia e per l'archeologia, ha commentato l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Attingere dal passato per reinventare il futuro, questo il messaggio che la sua eredità ci affida. Ponte sullo Stretto, arriva la replica tecnica della società Stretto di Messina alle critiche fatte dall'Ordine degli Ingegneri, il servizio di Messina. La società Stretto di Messina ha pubblicato un documento di 55 pagine per rispondere alle osservazioni tecniche sollevate dagli ingegneri Fabrizio De Miranda, Federico Mazzolani e Santirizzo nel loro scritto intitolato Un ponte sospeso sullo Stretto di Messina, realtà o utopia? Lo scopo del documento è chiarire e difendere la validità del progetto definitivo del ponte, approvato e ritenuto tecnicamente sicuro. Il dibattito era nato il 13 febbraio 2024, quando i 3 ingegneri avevano inviato una relazione al Comitato Scientifico e alla Stretto di Messina, inserendo nuove considerazioni sulla geosismo-tettonica, sul sistema di sospensione del ponte e su presunti problemi di interferenza con il traffico navale. Nel rispondere, la società ha ribadito che i timori sollevati non sono giustificati. Dopo oltre 50 anni di studi non esistono perplessità sulla soluzione adottata, ha sottolineato Stretto di Messina, facendo riferimento a numerosi esperti che hanno lavorato al progetto. Stretto di Messina ha anche risposto sulle preoccupazioni relative alla faglia di Cannitello, ribadendo che non ci sono prove che essa possa generare terremoti di intensità tale da compromettere la sicurezza del ponte. Inoltre, i modelli sismici utilizzati per il progetto sono estremamente cautelativi e tengono conto di tutte le possibili frequenze di vibrazione. Il documento di risposta sottolinea l'affidabilità delle verifiche aerodinamiche che non hanno evidenziato alcuna instabilità per il ponte. La configurazione a campata unica che consente di attraversare lo stretto è stata confermata come la soluzione più sicura ed economicamente vantaggiosa, come testimoniano dalle analisi costi-benefici. Infine, la società ribadisce l'eccezionalità del progetto, che è stato approvato e validato da esperti di livello internazionale. In conclusione, Stretto di Messina ha espresso la speranza che i dubbi sollevati vengano dissipati grazie alla diffusione di una conoscenza più approfondita e che il progetto venga finalmente riconosciuto come un grande passo verso il collegamento stabile tra Sicilia e continente. Un progetto che ancora fa discutere e si attende ancora la risposta dei 3 ingegneri. Passiamo ora allo sport con una panoramica degli avvenimenti sportivi per la prossima domenica di calcio, curata dal collega Carmelo Lentini. Prossima sfida dell'Acregas al Granillo di Reggio Calabria contro la locale Regina, in una gara senza storia per i colori biancazzurri, ma motivata dalla grande voglia dei ragazzi del tecnico Favarini di fare bella figura dinanzi ad un avversario forte in tutti i reparti e in piena corsa per il salto di categoria. E malgrado le tante vicissitudini societarie, il club de Temple continua a registrare dei movimenti. Infatti l'Acregas ha un nuovo amministratore delegato. Si tratta dell'imprenditore Sergio Di Benedetto, che prende il posto del dimissionario Graziano Strano. Ma non è la sola novità, perché oltre a alcuni addii di calciatori di prima squadra, giunge notizia che è andato via con qualche polemica dall'Acregas il forte centrocampista Desiderio Garufo, svincolato dalla compagine dei Temple, e ha scelto di tornare a calcare i cambi di gioco ripartendo dal campionato d'eccellenza. Infatti indosserà la maglia del San Vito, capo squadra del girone A di eccellenza. Desiderio Garufo era stato estromesso dalla rosa di prima squadra con cui aveva firmato un biennale e dopo un lungo tira e molla, non ottenendo il regolare pagamento degli stipendi, ha depositato in Lega un'avvertenza. Intanto termina anche con un salomonico pari la gara di andata di Coppa Italia di eccellenza fase nazionale tra Unità Sisciacca e Barletta. L'Unità Sisciacca, sotto di una rete al 36esimo con Lattanzio, riesce a pareggiare la gara grazie al gol di Catanzaro al 71esimo. Da sottolineare il fatto che la compagine saccense ha dovuto giocare in inferiorità numerica per l'espulsione di Guayé al 18esimo del primo tempo. Adesso la qualificazione alla fase successiva passa dal return match in programma il prossimo mercoledì 12 marzo sul campo del Barletta. Infine, organizzata dalla FIGC Gettore
settore giovanile scolastico di Agrigento si svolgerà il prossimo sabato 8 marzo presso l'impianto sportivo del villaggio Peruzzo il Play Days in coincidenza con la festa delle donne. Presente il coordinatore regionale Stefano Valente con i collaboratori provinciali della SEGS. La manifestazione avrà inizio alle ore 10 ed è riservata alle bambine e ragazze anche se non tesserate FIGC dai 7 anni ai 14. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, al digitale terrestre, sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata.